togliete! Lollo! Lollo! Bene come prima, un amore innocente, da non sapeva ancora niente. Mi vuoi bene come prima? Un amore innocente. Cortesemente può chiedere alla signorina Rosa se può affacciarsi? Sì, lo chiamo cuoricino. Ma Rosa, Piacere come prima. Ma Lollo Love esiste davvero? Come no? Lollo Love esiste come? Basta andare su YouTube e cercare Lollo Love. No, Lollo Love è stato inventato, è un personaggio inventato, ma che in qualche modo speriamo possa esistere, nel senso che vogliamo, abbiamo fatto un video durante il film, quindi speriamo che in qualche modo di dargli una vita, no, a questo personaggio. Ci siamo divertiti tantissimo a inventarlo, a costruirlo, e Giampaolo l'ha recitato in una maniera meravigliosa e vorresti essere suo amico, quindi... Ma chi cazzo è stu Lollo Love? Lollo Love? Il cantante? Io pensai ingenuamente, non sarà una malamente, la conosco da bambina, come fosse la mia cugina. Bravo a Torrione, Visto il fallimento come poliziotto, si è buttato a fare il talent scout. Ma quale talent scout, commissario? Per questo Lollo Love già esce pazza mezza Napoli, una star a Napoli e provincia. E a me che cazzo me ne fotte? Abbiamo scoperto che si esibirà al matrimonio di Scornajenko. Geniale questa cosa delle intercettazioni. Ah, Torrione, prima non tenevamo un cazzo. E mo' ci abbiamo sto cantando. Oh, metti in pausa. Io questo lo conosco. Una volta rubava i motorini. Sono proprio contenta che adesso ha un bel lavoro. È un bravo guaglione. Arrestamelo. Perché? E non me ne frega un cazzo del perché. Me lo devi togliere dai coglioni fino al giorno del matrimonio. E bravo a Torrione. Facciamo una pista. Una pista? Popolo di Napoli! Questa è proprio una porcata. Oh, mamma mia, Giulia, ma come sei delicata. Che ha detto il capo? Un male minore per un bene più grande. Quello che dice il capo, quello dobbiamo fare. Forza. Andiamo. Buongiorno, signor. Abita qua Luca Fagiano. Ma chi siete? Mamma, ma chi è? Polizia. Giampaolo aveva l'idea semplicemente di un poliziotto che si infiltrava nella band di un cantante neomelodico, questa è l'idea di Giampaolo. Dopodiché tutta una seduta l'abbiamo costruito noi, abbiamo costruito insieme a lui il personaggio di Lollo Love, ovviamente, perché è l'attore che lo interpreta, però non in quanto autore dell'idea, e abbiamo costruito ogni personaggio, diciamo, attraverso 3 direttive: una che è la sceneggiatura, 2 che è l'osservazione dei tipi che vedevamo per strada a Napoli preparando il film, e 3 il lavoro fatto insieme agli attori, perché poi secondo noi ogni personaggio non esiste finché non c'è un attore che lo interpreta, no? Qui ogni personaggio è figlio prima di tutto del proprio attore, ancora prima che dello sceneggiatore o del regista. Che altro hai preso? Lollo Love? Ah, vabbè, dei gusti differenziati, diciamo. Poi Lollo Love, Lollo Love e Lollo Love. No, ma non sono per me, sono un regalo. Ti piace proprio assai? Ma che a me? No, a me fa proprio cacare. Quel palazzo blu, abbiamo canzoni di re, ste case nuove. Scusi. E tu chi saresti? Un altro dei tassieristi che vuole il posto di Luca?
Sì, piacere, mi chiamo Giuseppe Casagrande, in arte Pino Dinamite. Ehi, vai! Sciaga, tu. Ha ragione, è meglio per lì. Nessuno è più forte di me. Senti Vini, io voglio essere sincero con te. Noi qua partiamo molto male. A me degli scarabocchi non mi hanno fatto un cazzo. Mi cerca la passione, il sentimento, l'animo. Luca le note non le conosceva nemmeno, ma teneva un cuore grande come una montagna. E tu? Udino cuore. Lollo, che mi fa stare? Ui, tu hai bagnato e tu asciughi. Ma fallo fare l'anello! Me lo devi stirare dopo che tu non sei capace. Con Luca non succedeva. Lui sì che sapeva scansare i palloncini. Ma chi era Luca? Tassierista che sapeva prima di te. Un bravo ragazzo col cuore d'oro. Se sono fottuti gli spiriti. Che li pezzi e merda. Esistono tantissimi, napoletani e non, no? Ma di persone che si vergognano quasi della loro provenienza e mettono tutto dentro e sono tutti in punta di forchetta, come Paco, che non si lascia, non vive, non mangia solo l'insalata, non mangia la polpetta, non ascolta solo la musica scritta 200 anni fa, perché la musica pop è una musica inascoltabile, esistono tanti e lui è fantastico perché gli ha dato un'anima, come dice Marco, no? Questo ruolo poteva essere fatto anche in modo freddo, invece Alessandro gli ha dato un'anima, gli ha dato quell'anima che è poi la persona, no? Che è l'essere umano. Alessandro ha questi occhi che esprimono tanto e gli ha dato questa tenerezza, no? Questo che vuole essere rigido ma si vede, no? E quindi nell'incontro poi con Lollo e con la sorella, con Serena Rossi, la sorella di Lollo, capisce e si vede tutto nei suoi occhi, devo dire, veramente ha messo tanto in questo personaggio e tanto del film è dovuto anche alla sua interpretazione. Per me sei sempre bella e mi sembri una bambina che non sa cos'è l'amore. Mi vuoi bene come Aiutami in lento. Ma perché? È l'ognolongo. Sì, magari, quelle non c'hanno le unghie. Quelle tengono proprio un set di coltelli, si tagliappano in faccia i pezzi alla vista. Andiamo, va. Il tocco comico che c'è un po' sempre nei nostri film, anche in quelli più cupi, è quello che scappa, è quello che magari noi pensiamo adesso questo è un bel poliziesco e poi ci scappa, diventa una commedia, perché noi abbiamo un occhio disincantato della vita, cioè non prendiamo mai nulla troppo sul serio, qui siamo pronti a ridere veramente di tutto. Sicuramente il web non è il futuro perché è il presente, quindi e pensare che sia una rivoluzione che cambia il linguaggio è ancora una volta, come spesso succede, una forma di intellettualizzazione di un concetto tale che porta a sminuire la forza del web, che invece è portare ciò che già si fa, non so come dire, nelle case di tutti, cioè è dare all'indipendente la forza della major. Questa è la rivoluzione del web. Mi auguro invece che il linguaggio dei bei film rimanga sempre lo stesso. Allora bambini, guardate che magia faccio con questo telefono. Sì, una bugiarda, quando mi metti in mano in coppa la faccia e non mi fai guardare in sto cuore. Sì. Stavo prima io. Mamma mia che sto. Gennari, tieni il collo! Non si riesce. Scusate se interrompo. Prego. Dovrei fare una telefonata urgente, solo che ho dovuto lasciare il telefonino fuori. Ma si figuri. Ah, posso approfittare? Ma certo. Veramente, signore Spock. Ci mancherebbe. Daglielo. Ma dai. Grazie mille, Prego. Arrivo subito, Prego. metto un secondino lì. Si Grazie. accomodi. Ma quante telefonate ricevi? Ininterrottamente, da quando lo accendo finché non lo spengo. Ciao cuoricina, come ti chiami? L'altra sera, poi in Scagna, ritornai con l'illusione che l'amore è una canzone e la dedicavo a lei. Ma l'amore è una canzone che vuol solo perdonare, ma riceve si guagliona, è un po' presto per capire. Sì, ti chiamo Piccerella, tu per me sei sempre bella
e mi sembri una bambina che non sa cos'è l'amore. Mi vuoi bene come prima, un amore innocente che non sa ancora niente. Sì, ti chiamo cuoricino, tu decidi come prima e mi sembri una bambina che non sa cos'è l'amore, un amore innocente che non sa ancora niente. Se ti chiamo piccerella, tu con me sei sempre bella e mi sembri una...